Il percorso High Schools Produce for ITS Archive è un percorso creativo per il design e la realizzazione di un outfit nel campo della moda. È destinato agli studenti dei licei artistici e degli istituti tecnici con indirizzo di design della moda. Il percorso è proposto da Yves SRL, società che si occupa di progettare, produrre e supportare eventi e progetti speciali nel campo del fashion design e delle altre forme d'arte. In particolare, Yves organizza ITS, International Talent Support, un progetto internazionale rivolto a studenti e giovani designer delle più famose università e accademie di moda di oltre 80 nazioni. Il percorso High Schools Produce for ITS Archive è strutturato in due fasi. La prima fase prevede la presentazione in classe dell'obiettivo di progetto, ossia la realizzazione di un outfit secondo il tema richiesto. Le classi sono invitate a visitare l'ITS Creative Archive, dove si terrà una lezione sulla storia della moda contemporanea, analizzando gli oltre 18.000 tra portfolio, outfit, accessori, gioielli e materiali che compongono l'archivio. Al termine, ciascuno studente è chiamato a presentare un progetto di outfit. Tra tutti i progetti presentati sono selezionati 2 vincitori per ogni scuola. Nella seconda fase di progetto, i ragazzi selezionati realizzano gli outfit ideati, utilizzando materiali e sedi messi a loro disposizione. I partecipanti presentano i loro lavori in un evento dedicato e sono invitati a seguire il fashion show finale dell'evento ITS, dove hanno la possibilità di entrare in contatto con i finalisti internazionali dell'anno. Poiché le attività sono legate all'evento ITS, il percorso è previsto nel periodo tra gennaio e luglio. Prevede un impegno pari a circa 35 ore per l'intero gruppo classe e ulteriori 90 ore per i vincitori del concorso. I dettagli del percorso sono disponibili nella scheda informativa.